Immagina un uomo alto appena 1,50 m, con la schiena deformata da una malattia terribile, rinchiuso in una cella fascista dove muore lentamente per 11 anni. Il pubblico ministero Michele Isnardi durante il processo disse una frase agghiacciante. Dobbiamo impedire a questo cervello di funzionare per 20 anni. Volevano uccidere il suo pensiero. Eppure oggi, nel 2026, quasi 90 anni dopo la sua morte, Antonio Gramsci è studiato in oltre 30 lingue. Da New York a Nuova Delhi, da San Paolo a Tokyo. È considerato uno dei più grandi filosofi del Novecento. Ha influenzato la politica, la cultura, le scienze sociali di mezzo mondo. Un uomo nato in un piccolo paese della Sardegna, afflitto da una malattia che lo rese deforme, imprigionato dal fascismo e diventato immortale. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Se anche tu vuoi scoprire la storia di questo genio sardo che ha cambiato il pensiero mondiale, lascia un like e iscriviti al canale. Questa è la nostra storia ed è l'orgoglio della Sardegna. Nel video completo entriamo davvero dentro la sua vita, il suo pensiero e le idee che il fascismo cercò di spegnere ma che hanno cambiato il mondo. Guardalo fino alla fine per scoprire perché Antonio Gramsci è ancora oggi una voce scomoda, attuale e potentemente sarda.